portiere della formazione ospite. Cellini Padova che va alla conclusione 2 volte il secondo e vincente. Nuovamente per lo scarico, giocano a 3, adesso arriva anche il buon intercetto su Engel, può ripartire Castagnola che ha segnato prima il 4-3, prova il 5-3 e lo trova Castagnola. Colombo va su Salami, poi destra per Castagnola, la conclusione, la parata di Egan Rua. Poi Borrini avanza, va vicino da Engel, poi il nuovo vantaggio. Onesti per Castagnola, ancora Onesti, va sul centro-destra, ora sulla sinistra per Salami. Su Rivetti, poi Castagnola, ancora per Rivetti, va sulla sinistra al numero 30, vicino a Castagnola, al centro c'è Colombo, ancora per Castagnola, va sulla sinistra per Rivetti che riporta in vantaggio le Lions. Engel per Tanic, 15-18. Di nuovo la squadra sassarese va a -2 con la risposta, però anche qui Colombo la gioca sulla sinistra per Castagnola, ancora Colombo, poi Biondi, nuovamente per Colombo, poi Biondi scarica su Castagnola, 25-26 per Tanic, va sulla destra, riceve di nuovo il pallone, gioca verso Prela, centrale ancora per Tanic, va poi su Engel, arriva Prela che entra dentro e realizza il... Adesso prova l'inserimento Meneghini, poi Tanic va dentro da Meneghini che realizza il 25-32 e questo è uno strappo abbastanza grosso per la Cellini Padova. Era andata molto vicina al pareggio, invece adesso si trova sotto di 8 perché segna di nuovo Engel. Di nuovo la 31, va su Prela, ancora Prela, vicino da Engel, 26-35. Frattempo con non solo chi ha giocato la maggior parte dei minuti, mentre nel frattempo chi ha giocato tanto, Salami ovviamente, così come Biondi, così come Castagnola che si gira proprio sulla numero 18, ossia ancora per Colombo, Biondi per Salami, di nuovo va al tiro, para Igor, si trova lì il pallone e rilancia nella zona dove c'è di nuovo, come in precedenza, tutta libera Bozza. Finisce 29-45 con la vittoria della Cellini Padova.